Benvenuti tifosi del Napoli. Metti mi piace al video e iscriviti al canale. Forza Napoli! Quali sono i 3 motivi per cui hai scelto Napoli? Dal punto di vista competitivo, è il posto migliore per me. Ho l'opportunità di dimostrare le mie capacità. Il Napoli è campione d'Italia e ha dimostrato tutte le sue qualità. È una grande differenza rispetto all'Inghilterra, ma questo mi rende anche molto entusiasta. Ho la voglia e la capacità di competere a questo livello. Il clima è diverso dall'Inghilterra e volevo dimostrare di poter giocare ai massimi livelli. Quando Manna è venuto a mostrarmi il progetto, ero entusiasta. Penso che Napoli sia stata la scelta migliore per me. Quali sono le tue aspettative per la Serie A? Ci sono così tante squadre di alto livello in questo campionato, ma il nostro obiettivo è fare bene sotto ogni aspetto. Speriamo di arrivare il più in alto possibile in classifica e di fare un buon percorso. Devo vedere come mi adatto alla squadra. Il Napoli è una storia diversa da quella a cui ero abituato al Manchester City. È un'esperienza nuova per me, ad alto livello, e sono molto contento. Sono appena arrivato e ho tempo per adattarmi. Sono molto rilassato. Cosa ti ha spinto a decidere di andare al Napoli e in Serie A questo punto della tua carriera? Ho trascorso tutta la mia vita in Premier League, poi ho deciso di andarmene. Sarò un giocatore del Manchester City per il resto della mia vita, ma quell'esperienza è finita e cercavo una nuova sfida. Questo progetto mi dà la possibilità di giocare ad alto livello e la visione del club dimostra che vogliono investire qui. Abbiamo già fatto 4 o 5 nuovi acquisti, gettando le basi per il futuro. Non sono così giovane, ma penso di poter contribuire alla crescita della squadra e imparerò da loro. In passato non ho avuto l'opportunità di guardare molta Serie A, ma ora sì. Quanto è importante Lukaku, il tuo compagno di squadra in Belgio? Ho chiamato Lukaku e Mertens per avere la loro opinione sulla città e sulla squadra. Mi hanno dato informazioni, ma alla fine la decisione è stata mia, presa insieme alla mia famiglia. Romelu è stato molto contento quando ha saputo che sarei venuto qui. Lo conosco da quando avevo 13 anni, siamo amici intimi. Abbiamo persino vissuto insieme al Chelsea per 2 o 3 mesi quando eravamo a Londra. Conosco Romelu, è uno che conosce già l'allenatore e la squadra, ma ripeto, la decisione è stata mia al 100% e non me ne pento. Metti mi piace al video, così YouTube ti notificherà sui prossimi video. Dal canale. Prossima notizia. Victor Osimhen e il Galatasaray si sono incontrati di nuovo dopo un prestito che ha lasciato il segno. L'attaccante nigeriano, precedentemente di proprietà del Napoli, è stato acquisito a titolo definitivo dal club turco dopo una stagione in cui è diventato un elemento chiave dell'attacco ottomano. La sua prestazione non è passata inosservata a Istanbul, dove i suoi gol e le sue doti fisiche si sono integrati perfettamente nell'attacco ottomano. L'accordo, in lavorazione da settimane, è stato finalizzato con una cifra significativa. Il Galatasaray verserà 40 milioni di euro immediatamente, mentre i restanti 35 milioni di euro saranno versati nel corso del prossimo anno. Con questo trasferimento, il club turco dimostra la sua ambizione e rafforza la propria squadra con un attaccante d'élite che ha dimostrato il suo valore sia in Italia che in Turchia. Uno dei punti chiave dell'accordo è la clausola restrittiva inclusa nel contratto. Per i prossimi 2 anni, il Galatasaray non potrà cedere Osimhen a nessuna squadra di calcio italiana. Questa condizione risponde alla volontà del Napoli di evitare di affrontare il suo ex giocatore in Serie A e di tutelarsi da una potenziale concorrenza diretta. Un dettaglio che aggiunge una sfumatura strategica all'accordo tra i 2 club. Con questo acquisto, il Galatasaray aggiunge un rinforzo di alto profilo al proprio progetto sportivo. Osimhen, che si riunirà ai tifosi che già lo consideravano un idolo durante il suo prestito, cercherà di affermarsi come una forza offensiva nella Super League turca e nelle competizioni europee. Il trasferimento a titolo definitivo del nigeriano al calcio turco segna un capitolo importante della sua carriera e si appresta a diventare una delle scommesse più ambite sul mercato. Qual è la tua opinione, tifoso del Napoli? Metti mi piace al video e iscriviti al canale. Forza Napoli sempre!